Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Dramma sulla strada a Siracusa, scontro frontale nella notte fra due moto, morto un quindicenne, ballerino in ascesa alla Scala di Milano. In rianimazione un diciottenne, ferito un terzo giovane. Viaggiava in auto con 400 kg di hashish, un catanese arrestato dalla Guardia di Finanza vicino ad Augusta. Nuove perquisizioni dei ROS a caccia dei fiancheggiatori di Messina Denaro. Sono entrati a casa di un ex primario di Castelvetrano. A Vittoria scorre il sangue in una violenta lite sentimentale. Un uomo e i due figli in manetta per aver ferito a coltellate il padre del fidanzato della sorella di uno dei due giovani. Enna Don Rugolo ha usato violenza sui minori più volte nella stanza di una scuola e nella sacrestia di una parrocchia. La Cassazione motiva la condanna a 3 anni dell'ex sacerdote e l'attendibilità della vittima che l'ha denunciato. Arrivato Cerberus, l'anticiclone africano che porterà gran caldo per altre 2 settimane e a Priolo ci si barrica in casa, malgrado le temperature, per resistere ai maleodori di idrocarburi. Catania, un villaggio e tanti pericoli. In condizioni di degrado, Santa Maria Goretti, i residenti siamo abbandonati. A Messina, premiato Matteo Garrone, il regista di Gomorra e Io Capitano, nell'anteprima del Salina Doc Fest, che si terrà nell'isola dall'8 al 12 luglio. Calcio, il Catania ha scelto Pietro De Giorgio sarà il nuovo allenatore. Entro lunedì la definizione dell'operazione, solo dopo si penserà alla squadra. Bentrovati, un quindicenne ha perso la vita in uno scontro frontale tra moto. L'incidente è avvenuto nella notte verso le 2 nella zona nord di Siracusa. All'Umberto I ci sono altri 2 giovani ricoverati, diciottenni. L'amico della vittima che era alla guida è in ortopedia, l'altro in rianimazione. Al nostro TG le parole di un amico del giovane che purtroppo ha avuto la peggio, Francesco Aloi. La vita di un quindicenne è strappata via in uno scontro tra moto nella notte in Viale Epipoli, a Siracusa. Era a bordo di un 125 guidato dall'amico, ma arrivato in ospedale poco dopo non ce l'ha fatta. Studiava alla Scala di Milano. Il ballo era da sempre il suo sogno. Nelle parole di questo amico traspare tanto dolore. Lui stava a Milano. Lui aveva questa borsa di studio per la danza a Milano, alla Scala di Milano. Ed era un ragazzo in gamba. Quindi era qui in vacanza? Sì, lui qua ha la sua famiglia. Si è trasferito a Milano dal momento in cui gli hanno dato la borsa di studio. Ma all'Umberto I adesso ci sono altri 2 ragazzi. L'amico diciottenne ricoverato in ortopedia con una frattura del femore e il ragazzo a bordo dell'altra moto in coma farmacologico. Anche lui diciottenne con traumi cranico e toracico. Adesso la polizia municipale sta passando al setaccio tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Nella zona pare ce ne siano diverse. Nel frattempo resta da capire come sia potuto accadere tutto ciò. Pare che una delle 2 moto abbia invaso la corsia opposta, in una strada dove si corre troppo. Intanto resta il dolore per una giovane vita spezzata. Era una persona bravissima, buonissima, in gamba, era proprio in gamba. Una notizia di poco fa: sono in corso perquisizioni dei carabinieri dei ROS a Castelvetrano e Trapani, dove è entrato in azione anche un piccolo escavatore nell'ambito dell'inchiesta sulla rete di protezione della latitanza di Messina Denaro. Nelle immagini che vediamo, ecco i carabinieri del ROS che sono davanti all'abitazione e poi andranno in altri immobili, tutti questi nella disponibilità di Francesco Burrafato,
ha 85 anni ed è l'ex primario di chirurgia ed ex direttore sanitario del Vittorio Emanuele di Castelvetrano. Il medico è indagato per favoreggiamento aggravato. Sarebbe il parmigiano, come lo chiamavano i suoi pizzini, il boss. Viaggiava in auto con 400 kg di hashish, un catanese arrestato dalla Guardia di Finanza vicino ad Augusta. La droga avrebbe fruttato guadagni illeciti per 3,5 milioni. Tonino De Mana. Viaggiava sulla Catania-Siracusa con un fuoristrada pieno di cartoni e alla vista della Guardia di Finanza ha subito mostrato nervosismo, atteggiamento risultato fatale ad un 34enne finito in manette per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti aggravato dall'ingente quantità. L'uomo, sorpreso all'altezza di Augusta, stava trasportando 400 kg di hashish ed è stato intercettato dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria Etneo che hanno intensificato i controlli lungo le principali direttrici viarie dell'Interland catanese. Aperti i cartoni, che erano in bella mostra nell'abitacolo, le fiamme gialle hanno rinvenuto centinaia di panetti contenenti una sostanza pastosa marrone, opportunamente sigillata in cellophane e riportanti all'esterno diversi loghi raffiguranti note marche di merendine e prodotti dolciari. La sostanza stupefacente, ricordiamo 400 kg di hashish, avrebbe fruttato proventi illeciti per 3,5 milioni di euro. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere siracusano di Cavadonna. A Palermo, quinto blitz allo Zen nelle ultime settimane. Trovate armi e droga grazie anche al supporto di esercito e vigili del fuoco. Maglio Viola. Polizia e carabinieri tornano allo Zen 2 di Palermo alla ricerca di armi e droga e stavolta si presentano con l'esercito. Il nuovo blitz nel quartiere più difficile della città è avvenuto con il supporto del 4 reggimento Genio Guastatori dell'esercito italiano, quello di stanza in corso Calatafimi, e dei vigili del fuoco. Sono stati impiegati scanner alla ricerca di metalli sotterrati e mezzi per il movimento terra disposti dall'esercito per scoprire armi sotterrate, appunto. Al termine dei controlli sono stati sequestrati una pistola calibro 9 con matricola Brasa dotata di 3 caricatori e centinaia di munizioni per altre 2 pistole e per un fucile da caccia calibro 12. Nell'appartamento della medesima persona poi le forze dell'ordine hanno trovato 486 grammi di hashish divisi in 4 panetti e in numerose dosi già confezionate per la vendita. Si tratta del quinto blitz negli ultimi mesi, ma stavolta l'operazione era mirata alla ricerca di ciò che non era stato trovato nelle operazioni precedenti. Una sola persona per cui è scattato il fermo in flagranza di reato per detenzione e droga. A Vittoria arrestati padre e figli per tentato omicidio. Vittima dell'aggressione accoltellante un 40enne, padre di un ragazzo, fidanzato con figlia e sorella dei fermati. Veronica Barbarino. Con una profonda ferita al torace, per strada nella notte ha fermato una pattuglia dei carabinieri per chiedere aiuto. Accade a Vittoria, nel Ragusano, quando la pattuglia, impegnata in un servizio di controllo del territorio, si è trovata davanti un 40enne copiosamente sanguinante. Immediati soccorsi e la richiesta di intervento del 118. L'uomo ha raccontato di essere stato aggredito da un intero nucleo familiare, un 48enne e i suoi 2 figli di 24 e 19 anni. Alla base dell'aggressione ci sarebbero tensioni legate a una relazione sentimentale tra il figlio della vittima e la figlia e sorella degli aggressori. Mentre il ferito veniva trasportato e operato di urgenza all'ospedale Guzzardi, altre pattuglie intervenute sul posto hanno avviato le ricerche degli aggressori. Nei pressi dell'abitazione della vittima è stato ritrovato e sequestrato il coltello utilizzato nell'aggressione, ancora sporco di sangue, e i 3 presunti responsabili sono stati invece rintracciati nella loro abitazione, in evidente stato di agitazione. I 3 sono stati arrestati per tentato omicidio. Una donna di 38 anni è stata denunciata dai carabinieri a Motta Sant'Anastasia, nel Catanese, per tentato omicidio. È accusata di aver ferito con una coltellata alla mano la madre di una vicina di casa, accorsa per proteggere la figlia al culmine di una lite. Disposto dal giudice il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico. La Cassazione deposita le motivazioni e conferma i 3 anni di reclusione per l'ex sacerdote di Enna accusato di violenza sessuale sui minori. Respinti i ricorsi della Procura Generale e della Difesa. Gerry Italia.
Sono state depositate le motivazioni con cui la Cassazione ha confermato la condanna a 3 anni di reclusione per Don Giuseppe Rugolo, il sacerdote di Enna riconosciuto colpevole di violenza sessuale su minori. A rivolgersi alla Suprema Corte erano stati sia la Procura Generale di Caltanissetta, che contestava il riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, sia la difesa del sacerdote, con 7 motivi di ricorso. Entrambe le impugnazioni sono state dichiarate inammissibili. Nelle motivazioni i giudici ribadiscono la validità delle registrazioni di alcune conversazioni contestate dalla difesa, spiegando che si tratta di prove utilizzabili e non di intercettazioni soggette a una diversa disciplina. La Cassazione ha inoltre confermato la ricostruzione dei giudici di merito sulla natura delle condotte contestate, ritenendo una forma di costrizione l'aver portato la vittima in più occasioni in luoghi chiusi come una stanza di scuola o la sagrestia di una parrocchia. Un passaggio centrale riguarda l'attendibilità di Antonio Messina, il giovane che ha denunciato i fatti. Per la Suprema Corte il suo racconto è rimasto costante nel tempo, caratterizzato da spontaneità e da coerenza logica, nonostante il lungo periodo trascorso dagli episodi contestati. I giudici escludono inoltre che alla base delle accuse vi fossero interessi economici, sottolineando che la persona offesa ha fornito una ricostruzione definita lucida e articolata. Don Giuseppe Rugolo, che risulta ancora incardinato nella diocesi di Piazza Armerina, era stato denunciato proprio da Antonio Messina quando era ancora minorenne. La sentenza della Cassazione adesso rende definitiva la condanna. Voltiamo pagina, arriva l'anticiclone africano Cerberus e in Sicilia allerta arancione con temperature che potrebbero toccare i 39 gradi. L'estate comincia a farsi sentire parecchio. Veronica Barbarino. C'è chi si ripara dal sole all'ombra, chi si gode la spiaggia o chi beve una bevanda fresca. L'estate inizia a farsi sentire e la Sicilia è già una delle regioni più calde. È scattata oggi infatti l'allerta arancione su tutta l'isola. Con l'arrivo dell'anticiclone africano Cerberus, la Protezione Civile regionale ha pubblicato un avviso di preallerta per il rischio incendi su tutto il territorio, mentre le ondate di calore maggiore riguarderanno soprattutto le città di Palermo, Catania e Messina, con temperature che potrebbero toccare i 39 gradi. Ma come difendersi dal caldo? Come affrontare? Oggi non li bagno a mare. Occhiali, cappello, acqua, stando a prendere, e un po' di più di ombra che di sole e un po' di bagni, quelli giusti. Non uscire nelle ore più calde, bere tanta acqua ed evitare gli alcolici e l'esercizio fisico nelle ore più assolate, indossare abiti comodi e leggeri. Per difendersi dal caldo, come ogni anno, il Ministero della Salute ha tracciato un vademecum comportamentale, ma quello che conta è lasciarsi andare al ritmo delle vacanze, perché sì, fa caldo, ma è anche il momento perfetto per godersi tutto il bello della stagione. Capriolo, con il caldo in aumento sempre più difficile convivere con i forti maleodori di idrocarburi. Nell'area attorno al petrolchimico siracusano, ieri in prefettura Siracusa è stato deciso di riunire un tavolo tecnico urgente, ma lunedì i cittadini saranno in piazza a Priolo e venerdì prossimo a Melillo ci sarà la Commissione regionale ambiente. Francesco Aloi. Il caldo avanza e barricarsi in casa per resistere ai forti odori di idrocarburi diventa sempre più complicato. Ma a Priolo Gargallo, come nell'Interland, si prova a resistere. E lunedì pomeriggio si scenderà in piazza per dire ancora una volta basta puzza. Intanto nel vertice in prefettura è stato deciso di riunire un tavolo tecnico urgente, misura che soddisfa i sindaci del territorio. È un inizio di un percorso che deve portare da un lato alla risoluzione del problema, perché poi gli organi competenti devono capire da dove nasce e chi fa il problema, e poi noi dobbiamo affrontare le emergenze e quindi la comunicazione in questi casi è fondamentale. Cerchiamo di trovare sinteticamente, insieme a qualche tecnico, chi produce queste puzze. Ma sul caso miasmi ha acceso i riflettori anche la Procura di Siracusa, che vuole accertare eventuali violazioni. Adesso si guarda a lunedì per la manifestazione in piazza, ma anche a venerdì prossimo, quando a Melilli si riunirà la Commissione regionale ambiente. Ringrazio i colleghi sindaci e i colleghi deputati di questa opportunità. Insieme tenteremo di fare un documento di salvaguardia e di rilancio e di finanziamento per nuove attività, nuove strutture e nuove attrezzature per scoprire da dove vengono questi miasmi.
Catania, un villaggio e tanti pericoli. In condizioni di degrado Santa Maria Goretti. Per i turisti appena scesi dall'aereo non è certo un bel biglietto da visita. I residenti dicono: ci sentiamo abbandonati. Tonino De Mana. Il capofamiglia passa per ultimo ed allarga le braccia, sconsolato ma anche risollevato perché nessuno si è fatto male. Per questa comitiva di vacanzieri appena arrivati a Catania, il biglietto da visita non è dei più felici, con un marciapiede che somiglia ad un percorso ad ostacoli. E che ostacoli, con questi rami d'albero adagiati a terra da oltre un mese, spuntoni di ferro arrugginiti in quel che resta del muretto, l'immancabile spazzatura e cumuli di erbacce spostati e mai rimossi. Sul marciapiede opposto è anche peggio. Questo ragazzo uscito dall'aeroporto Fontanarossa porta a spalle il trolley, il perché si intuisce. Me la sto portando a spalla perché ho le rotelline, non voglio farle incastrare nell'atterriccio che c'è qui. Fate un po' di cambio o deve portare soltanto lui questa valigia? No, facciamo un po' di cambio, sì. Che immagine avete di Catania non appena arrivate? Che bisognerebbe un po' di manutenzione. Un po' di manutenzione, però vedere l'Etna è bellissimo. Lei da dove viene? Io da Bologna. E se per i turisti è una sorpresa, seppure amara, per i residenti di Santa Maria Goretti il degrado è assolutamente normale. È da tempo che si trascina questa situazione? Sì, da tanto tempo, da più di un anno, perché gli alberi qua non sono stati mai potati e quindi c'è il pericolo che con un po' di vento cade tutto. Fino a 2 mesi fa sono caduti dei rami, ora ho paura a parcheggiare. Siamo abbandonati, fa alberi che ha 10 anni che lo diciamo. Deve succedere prima qualche disgrazia e poi penso che faranno qualche cosa. A questo punto si rende necessaria un'attenta ricognizione degli alberi che rappresentano una costante minaccia per tutti in una strada particolarmente frequentata e trafficata. Sempre a Catania, brusco stop alla pista ciclabile in corso di realizzazione al Passiaturi di Catania, appunto. La decisione è arrivata direttamente dalla soprintendenza che ha accolto un ricorso presentato dall'avvocato Lipera e il Comune di Catania dovrà occuparsi dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi di quella che è una storica passeggiata. Eppure a Palermo le piste ciclabili sono terreno di scontro, anche politico. Alcuni consiglieri e capogruppo hanno bloccato il progetto delle corsie che a loro detto avrebbero danneggiato molte attività commerciali in periferia. Marco Gullà. Ancora una volta le piste ciclabili diventano terreno di scontro a Palermo. Dai residenti alla politica, le corsie per biciclette e monopattini hanno spesso acceso polemiche e lamentele, anche per i tanti incidenti che si sono verificati negli ultimi mesi. La corsia chissà di biceria a Terduaco, con il sindaco c'ha questa grande idea a stringere la carreggiata, da dove ci passa nudo ci passo io con motore, la ricecca. Come si fa a fare una pista ciclabile sulla corsia preferenziale degli autobus? La zona di Vioreto che va da via Vincenzo Errante a piazza Giulio Cesare, la realizzazione della ciclabile ha creato in quel punto un vero e proprio tappo che si ripercuote sulla viabilità dell'intera zona. Casi politici, come nel caso delle piste ciclabili che dovevano sorgere in periferia in via Orsa Minore. Qui consiglieri e capigruppo, raccogliendo le lamentele e preoccupazioni dei cittadini, hanno fatto desistere l'amministrazione comunale alla realizzazione di chilometri di piste ciclabili. Piste ciclabili devono sorgere in tutto questo tratto che è via dell'Orsa Maggiore e via dell'Orsa Minore, dove in pratica era previsto una pista ciclabile di almeno 2,5 metri più altri 50 centimetri di cordolo, che praticamente distruggeva tutto quello che è l'economia di questa zona, che è il cuore del nostro territorio. E allora, simpaticamente, possiamo dire che il problema di Palermo non è più il traffico, bensì le piste ciclabili. Cinema, a Messina ha consegnato il premio per la cultura al regista Matteo Garrone nell'anteprima del Salina Doc Fest che si terrà nell'isola dall'8 al 12 luglio. Oggi una lezione di Garrone agli studenti del DAMS. Orazio Longo.
Un ritorno in Sicilia per Matteo Garrone, il regista romano che nel mare davanti a Marsala ha girato l'intera parte finale del suo film Io Capitano, candidato agli Oscar 2024, un'occasione per raccontare con una masterclass sul dietro le quinte dei suoi lavori come Dogman, Gomorra e Pinocchio, la sua opera agli studenti del DAMS dell'Università di Messina, inaugurando le celebrazioni per la 20ª edizione del Salina Doc Fest, il festival del documentario narrativo che si terrà nell'isola eoliana dall'8 al 12 luglio. Io sono sempre contento quando posso riuscire a incontrare i giovani, e sapere che possano vedere i miei film, soprattutto Io Capitano, che poi è un film che parla di loro, di giovani che cercano in qualche modo una loro strada. A Matteo Garrone è stato consegnato il premio Salina Doc Fest, Fondazione Messina per la Cultura. Salina Doc Fest compie 20 anni, non potevamo celebrare meglio questa anteprima con Matteo Garrone grazie al supporto della Fondazione Messina per la Cultura e dell'amministrazione comunale. Il tema di quest'anno è Odissee e il concept di quest'anno è ispirato a uno dei più grandi illustratori del nostro tempo, che è Milo Manara, che ci ha concesso dalla sua nuova Odissea illustrata questo Ulisse che naviga e che ha come alter ego Pierpaolo Pasolini. Fantastico, dall'8 al 12 luglio, Salina Doc Fest. Adesso è il momento della pausa per il calcio, tra poco le ultime sulla panchina del Catania e poi il ricordo di Igor Protti, indimenticato attaccante del Messina negli anni 90. Vi aspetto. Calcio, il Catania punta su De Giorgio, al massimo entro lunedì si dovrebbe arrivare alla definizione, anche se restano in piedi delle alternative. Poi si penserà alla squadra fra budget e ringiovanimento dell'organico. Marco Carli. Tutto su De Giorgio. Il Catania punta sull'allenatore che ha vinto la Coppa Italia di C con il Potenza e che ha fatto bene con Varra in terra lucana. L'obiettivo è metterlo nelle condizioni di lavorare al meglio fra settore medico, lavoro atletico, struttura, che durante la stagione sarà Torre del Grifo. Il tecnico vede Catania come un evidente upgrade, ma con una garanzia: allenare in un campionato che conosce bene. È una scelta basilare della carriera dell'allenatore che è corteggiato anche dall'Empoli. Ecco perché è importante il progetto comune con la dirigenza. Sviluppo della squadra, inserimento dei giovani, proposta di gioco all'altezza. A breve tempo, al massimo entro lunedì, la quadratura del cerchio, ma non è escluso che ci sia una novità anche prima. Come in tutte le trattative, restano in piedi le alternative: Troise, Gorgone, l'ultimo anno a Pescara e Stellone. Fatto l'allenatore, poi sarà il momento della squadra. Il budget per l'anno sarà distribuito in modo diverso. Obiettivo: alleggerire il monte ingaggi e destinare parte di questa somma ai cartellini, all'acquisto dei giocatori. Una fetta del budget per la stagione deve anche coprire le spese di gestione di Torre del Grifo, visto che al momento non esistono ricavi dalla struttura senza il polifunzionale. Poi molto sul mercato dipenderà anche dagli svincoli, che sarebbero onerosi ovviamente, di giocatori sotto contratto reputati non funzionali al progetto. È morto Igor Protti, grande attaccante degli anni 80 e 90, è stato sconfitto dal cancro a soli 58 anni. Ha giocato per 3 indimenticabili stagioni a Messina. Ancora Marco Carli. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale e l'inizio del comunicato sulla scomparsa di Igor Protti, pubblicato dalla famiglia sui social. Una frase significativa per parlare di un uomo e di un giocatore d'altri tempi, perché la vita, e dunque la partita di Protti, è stata veramente bellissima. A giugno dell'anno scorso aveva scoperto di avere un cancro che se l'è portato via in poco tempo, aveva 58 anni. Protti è stato amato da tutti per la capacità di rappresentare al massimo i colori della sua maglia, per le qualità di una persona che amava il prossimo, anche e soprattutto i meno fortunati, e ne veniva ricambiato, e ovviamente per i gol che segnava. Quelli che vediamo sono in maglia Messina dall'89 al 92, 3 stagioni in riva allo Stretto. Nelle immagini il diagonale che a marzo del 90 ha fatto trionfare i giallorossi nel derby in casa della Regina, oppure la doppietta che ha piegato il Torino nel turno di Capodanno del 1989. A Messina ha avuto il compito di sostituire Schillaci, volato alla Juve prima di vivere la favola di Italia 90. Protti non lo fa rimpiangere, segna e resta
fino al 92, la società messinese lo ricorda così, con un post sui social: indimenticato, protagonista della storia giallorossa, oltre 100 presenze, si legge, 31 reti. Protti ha continuato a segnare dopo Messina fino a diventare capocannoniere in Serie A con una squadra del Sud, il Bari, o idolo di una piazza calda come Livorno. Il suo mito da calciatore era Vialli, entrambi, dopo una vita bellissima all'insegna dei gol e delle emozioni, se ne sono andati troppo presto. E noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, l'appuntamento per altre notizie alle 20, buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.